intanto i cavalli si stanno nuovamente radunando, anzi le cavalle, tutte femmine, queste 4 anni di questo premio Mercato Saraceno, ultima corsa di questa serata del Superfrustino. Prossimo appuntamento del Superfrustino è martedì prossimo, 28 luglio. Intanto andiamo a rileggere in questo secondo tentativo di partenza le 8 partecipanti: 1 Ambertier, 2 Alabama Jet, 3 Aria Pin, 4 Allure, 5 Ambaral, seconda fila 7 Azzurra Mark, 8 Albani Adri, 10 Alena d'Amore. Di galoppo sempre come prima sia Ambertier che Azzurra Mark. Stavolta però la partenza è buona, veloce Aria Pink su Allure, cerca di sestimarsi secondo lo Sandro Miraglia, davanti ad Alabama Jet, manovra che riesce, poi in quarta posizione Adrian Gioni con Albani Adri, davanti a Alena d'Amore. Intanto Aria Pink percorre in 14,7 i primi 200 metri. Al comando l'allieva di Battista Congiu. Sono rimaste praticamente in 6, tutte in fila indiana, queste femmine di 4 anni. In vantaggio sempre la figlia di Libeccio Griff, che arriva ai 400 in 31,2, 16,5 la frazione. Tutte a seguire la Battistrada, gran favorita, Aria Pink. Nessuno fa la prima mossa, quindi marcia di trasferimento. Ora vediamo Alena d'Amore accennare a spostare. Dopo un 48 per i primi 600 metri, passaggio davanti alle tribune. Non trova anticipi la figlia di Mago d'Amore. La schiena è presa da Almaral con Roberto Andraghetti. Intanto il giro va via in 1,34, 15,4 la frazione qui davanti. Sempre in vantaggio Aria Pink su Allure, poi Alabama Jet, di fuori Alena d'Amore, in schiena Almaral. Ora ravviva l'andatura Gianvito D'Ambroso, 15,2 la curva, chilometro in 1,18,6. Volata lunga, viene sollecitata all'esterno Alena d'Amore, che è un po' in difficoltà sul cambio di marcia della Battistrada, invece ancora tonica lì seconda. Allure davanti ad Alabama Jet, che però è in crisi e sopposto alla corda è preso dal Maral, che ora va di dentro. Intanto Aria Pink arriva ancora in vantaggio ai 200 finali, curva passata in 15,2, retta d'arrivo in vantaggio Aria Pink, cerca di divincolarsi da Allure, la cosa riesce, viene a dominare Aria Pink, secondo posto per Allure davanti ad Almaral al quarto, Alabama Jet 29,3. 58,8 l'ultimo giro, 14,1 la retta d'arrivo per la figlia di Libeccio Griff, Gianvito D'Ambroso, Battista Congiu, i colori del signor Giuseppe Rovida. È l'ultima vincitrice di questa serata, la quota da favorita nettissima di 1,26. E l'appuntamento per le corse al trotto a Cesena è per venerdì prossimo.